Allarme smog è un'emergenza ormai che non è più un'emergenza, si ripresenta ogni anno e le misure tampone possono sollevare per qualche ora, per qualche giorno, ma non sono la soluzione di questo gravissimo problema ambientale. Bisogna affrontarlo radicalmente e con forti investimenti. Sostituire gli autobus in circolazione che per oltre il 70% sono vecchi e molto inquinanti, potenziare il trasporto pubblico locale, abbiamo bisogno di far circolare meno auto e più cittadini sugli autobus, sui treni regionali, sulle biciclette, sul car sharing, potenziare le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il Veneto è maglia nera in Italia come regione e l'Italia lo è in Europa, siamo molto indietro. E poi bisogna intervenire sulle case in modo che i cittadini abbiano la possibilità di coibentarle, di pagare meno di bolletta, di riscaldarsi meglio e di fare qualcosa per l'ambiente riducendo le emissioni delle polveri e anche per la salute, perché poi non dimentichiamoci che in testa a questa emergenza c'è l'emergenza della salute dei cittadini che respirano un'aria ammalata. Ogni volta che si discute di questo si dice che non ci sono soldi. In Veneto si sono trovati 300 milioni per fare la pedemontana, si possono trovare anche per il trasporto pubblico, basta volerlo. In questi giorni tutti dicono la loro su come utilizzare gli utili della CAV che gestisce il passante di Mestre. In altre parti anche d'Italia gli utili delle autostrade, come nella Brennero, si utilizzano per finanziare le infrastrutture del trasporto pubblico e noi diciamo che è il momento di fare anche queste scelte coraggiose. Per sostituire le auto c'è bisogno di dare un maggior contributo ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno i redditi bassi, e noi proponiamo che il contributo a rottamazione regionale sia di 7.500 euro, esattamente lo stesso contributo che mette a disposizione la Regione Lombardia.